Questa storia è di Umberto Lorenzoni, che tra l'altro è il nostro presidente provinciale, una storia che amava raccontare durante i filò, la raccontava sempre, raccontando anche diversi episodi di questa storia. E ci raccontava che durante uno scontro a fuoco con i tedeschi, uno scontro fortunatamente vinto senza perdite dall'una all'altra parte, i tedeschi sono scappati, però comunque hanno lasciato il loro piccolo campo, l'hanno lasciato in 448 e dietro di sé hanno lasciato, oltre a vettovaglie e cose di questo genere, anche un cane legato a una catena. Questo cane si chiamava Rolf, era un pastore belga, se non ricordo male. E Umberto, che era a capo di quella pattuglia di partigiani, scelse di non abbatterlo perché non vedeva ragione per abbattere un animale inerme che non aveva fatto niente, e se l'è tenuto con sé. Erano praticamente seduti a una trattoria per decidere da farsi, e una staffetta gli portò una notizia che proprio in quella zona i nazisti stavano organizzando un rastrellamento. In questo caso sarebbero stati presi tutti, perché ormai si è reso conto che erano circondati. In questo caso si sganciarono, come si diceva all'epoca, che significava insomma dividersi il più possibile per riuscire comunque a scappare in diverse direzioni per salvare il salvabile. Bene, insomma, un gruppo scappò verso Farra, un gruppo scappò verso Guia, e Umberto, che era anche il responsabile di questo gruppo partigiano, si prese in carico con un altro partigiano e il cane, si prese in carico di portare in salvo questa personalità. Bene, loro decisero di scendere verso i Palù. Per chi conosce la zona, i Palù sono praticamente la pianura che da Farra di Soligo va verso Sernaglia, e sono praticamente una serie di canali abbastanza profondi, costeggiati da file di alberi, dove passava l'acqua per l'irrigazione. E di notte si incamminarono verso quei Palù, e Umberto e l'altro partigiano erano armati e hanno pensato: va bene, insomma, anche se troviamo una pattuglia, noi sappiamo che loro ci sono, spariamo per primi e cerchiamo di cavarcela, o se no cerchiamo di passare indenni. Ebbene, si incamminarono con questo cane. Ad un certo punto però nella notte erano da, diciamo, un versante di uno dei Palù, e durante la notte il cane praticamente, che era davanti a loro, si fermò immediatamente, e si fermò, indirizzò le orecchie e si mise seduto e attento. E Umberto disse: secondo me c'è qualcosa, perché se il cane si comporta così, è una maniera molto strana di comportarsi, sicuramente c'è qualcosa, ci sarà qualche pattuglia. In effetti dopo poco sentirono anche i passi di questa pattuglia. Impauriti cercarono di capire quante persone fossero, capirono che erano più di loro, e Umberto decise di fermarsi in quel punto, pensando che se venivano dalla loro parte del Palù, probabilmente loro sapevano, perché il cane glieli aveva segnalati, che c'era questa pattuglia, e comunque nello scontro a fuoco sarebbero stati avvantaggiati. Nel caso invece che anche numerosi fossero dall'altra parte, loro si sarebbero nascosti e probabilmente sarebbero riusciti a passare indenni. Bene, insomma, il cane cominciò a guardare verso questo rumore e a seguire questi passi, passo passo, girando piano piano la testa, senza un latrato, senza guaire mai, e ad un certo punto, dallo sguardo del cane, capirono che fortunatamente la pattuglia nazista era dall'altra parte dei Palù. Il cane si acquattò, loro fecero altrettanto, cercarono di nascondersi come meglio poterono, e niente, il cane continuò a seguire fino a girare la testa di 360 gradi e guardare dall'altra parte. Aspettarono ancora un po',
Poi il cane si alzò e cominciò a camminare. Bene, a questo punto Umberto disse: se cammina lui, camminiamo anche loro, e così si salvarono. Questo è il racconto di Umberto. Spero di averlo raccontato nella maniera più degna possibile. Buonasera, siamo vicini a terra. Pensiamo di avvietarvi in questa serata che è anche un po' freschetta. Speriamo anche di farvi venire voglia anche di ballare un po'. Quindi se volete alzarvi e ballare, noi saremo ben lieti di questo. Chitarra e tamburo, perché sta musica sa da cagnare, siamo brigante e facciamo paura, e cascupetta volimmo cantare, e cascupetta volimmo cantare. Questa nuova canzone, tutta la gente si ha da imparare, non c'è una botta, non re buona, a terra nostra non sa da toccare, a terra nostra non sa da toccare. La base legale, se sono scetate e mi vanno lottare, pure a Calabria siamo portata, e sto nemico facciamo tremare, e a sto nemico facciamo tremare. Chi ha visto l'uva e si mise paura, non sapeva buona qual è la verità. Povera l'uva che mangia creatura, e o piemontese che vimmo a cacciare, e o piemontese che vimmo a cacciare. Guerra non tiene pietà, chi c'è fa guerra non tiene pietà. Il brigante si muore, ma fino all'ultima vimma sparare, e si murimmo manata l'ucciora, e n'aia stemma per sta libertà, e n'aia stemma per sta libertà.
gigante Simone.